vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar che il pueblo va a triunfar. Compagni, l'emozione è grande, l'emozione è tanta, come ogni volta parlo sempre con cuore e oggi non ho voce perché i problemi sono tanti, i problemi sono troppi. Mano nella mano. Compagni, amici, oggi lavoro in cooperativa e chi lavora in cooperativa vuole dire che è disoccupata, un po' sì, un po' no, lavoro c'è, lavoro non c'è, non si sa come mai. In un anno la mia azienda è fallita 3 volte. Penso che ci sono i miei colleghi qua in piazza con me oggi per questo grido. Un'azienda di 140 dipendenti dove il 90% della manodopera è straniera. E siccome i datori di lavoro pensano che noi siamo i soggetti deboli, gente che lavorano onestamente, ci persecutano. In un anno un'azienda che fallisce 3 mesi, l'INPS non ci riconosce la continuità del lavoro. Ci sono donne incinte a casa in maternità senza una lira, ma oggi con la CGIL provvederanno anche a questo, perché non lascia mai soli i suoi lavoratori, mai, non li lasciano mai soli. Ragazzi, come vi ho detto, io parlo sempre con cuore e oggi non voglio piangere. Siccome sono straniera in Italia da 10 anni, almeno noi figli li facciamo perché noi siamo del terzo mondo e siamo nati poveri, quindi quando facciamo figli li lasciamo dentro le mani di Dio e si dice come sarà sarà. Ma non è così per le donne italiane, purtroppo. Queste donne sono qua e vogliono almeno un figlio che non possono avere perché un lavoro non ce l'hanno. Un figlio che però questo governo nella sua campagna elettorale ha promesso sogni. Ha venduto l'acqua nel deserto perché in Italia c'ero e l'italiano lo capisco benissimo. Ha fatto la campagna elettorale dicendo via immigrati, soldi per tutti, lavoro per tutti. Ma oggi la classe dirigente italiana è sempre più vecchia e si rischia sempre di non avere studenti che spaccano, che vanno via dall'Italia perché non c'è un futuro per loro. Il futuro dell'Italia è dentro le mani di questi universitari. Io voglio dire alla Lega, basta prendere il tuo popolo in giro, prendi me in giro che sono straniera, ma non il tuo paese, non il tuo paese. Fa troppo male, ci sono tante cose che fanno troppo male, capisco un dirigente italiano che dice immigrante sì, è molto facile dire sì, l'immigrante appena vincono li mandano tutti a casa. Avete vinto, ora è l'ora di fare qualcosa di concreto per il tuo popolo. Lega Nord, PD, PDL, riuniscetevi e lavorate per questo bel paese. La CGIL è qua in piazza per dire no a questa manovra della Lega Nord che manipola tutti. Ma chi è che governa in Italia? La Lega ha vinto, sì, ha vinto perché ha fatto una bella campagna. Io c'ero, forse se fossi italiana l'avrò votata anch'io. Ma che cosa ha fatto di concreto per il suo popolo? Che cosa hanno fatto? Oggi il suo segretario generale della CGIL è qua e dice no a questo governo. Oh signori!